Sì, grazie a voi, mi scuso del ritardo, intanto buongiorno a tutti voi, porto i saluti del governatore Luca Zaia, mi scuso del ritardo ma è stata una giunta improvvisa e quindi dovevamo essere presenti al Balbi. Saluto i colleghi Fava della Lombardia e Caselli dell'Emilia Romagna e li ringrazio di essere qui in Veneto. E naturalmente saluto anche il Presidente del Ponte per l'invito e la CIA, il Presidente Furlan in particolare e tutti voi. Sì, come voi ben saprete io non ho la delega diretta per quanto riguarda gli agriturismi in quanto ho solo la parte legata prettamente all'agricoltura, quella parte, noi diciamo siamo quelli che fanno il lavoro un po' di sgrezzamento e poi magari abbiamo invece il collega del turismo, il collega Canel, che invece fa la promozione, quindi ha la delega diretta sugli agriturismi. Comunque diciamo che io ho sentito adesso in coda l'intervento dell'assessore Caselli, ma penso che comunque tutti i problemi e le iniziative che stanno portando avanti anche la Lombardia e magari tante iniziative sono comunque comuni anche nella nostra regione e la nostra regione è una regione prima per turismo, prima per numero di turisti presenti, adesso i dati, io mi sono occupato di turismo quando ero da altre parti, quindi mi diventa anche bello parlare anche di queste cose e devo dirvi che legata alla nostra città d'arte, ai nostri capisaldi turistici che sono pressamente Venezia e Verona, diciamo si è creata nel Veneto tutta una serie di reti culturali, di reti che collegano centri anche minori, mi vengono in mente le reti delle città murate, mi vengono in mente le reti museali, le reti in cui stanno lavorando anche i colleghi della cultura per quanto riguarda naturalmente il collegamento che è essenziale per il futuro, anche per questo mondo, anche per il mondo dell'agricoltura, che è quello comunque turismo, cultura e poi agricoltura. Sono i tre nodi focali, penso anche di un'economia importante che anche la nostra regione deve avere e che ha e avrà sempre di più nel futuro. Nell'era, io che la chiamo post-industriale, post di tante cose, che anche il Veneto con la crisi economica ha subito, c'è stata una grande rivisitazione anche culturale, io penso sia degli imprenditori ma anche dei cittadini e anche dei turisti che si avvicinano a questi mondi con una visione completamente diversa rispetto a quello che si aveva un tempo. Io penso che questa premessa sia importante perché anche per capire qual è il ruolo poi degli agriturismi nella gestione dei flussi turistici all'interno della regione. È chiaro che questa presenza, questo ruolo importante non è solo quello di creare un'alternativa importante all'interno del mondo dell'agricoltura, che assolutamente ce n'è bisogno, giusto? Quindi noi stiamo anche vedendo che nel mondo agricolo c'è una grande trasformazione, ci sono filiere che sono molto in crisi, delle filiere che sono invece che stanno andando molto bene, ma proprio dove c'è la crisi la costruzione di reti diverse nell'agricoltura, quindi le fattorie sociali, gli agriturismi, la riscoperta magari anche di alcuni valori tradizionali che facevano parte del nostro mondo agricolo, ecco, il ruolo di connessione tra questi mondi sta proprio nell'agriturismo, la connessione tra la cultura, tra il turismo e i prodotti avviene proprio lì, sono luoghi in cui comunque chi viene ricerca qualcosa di particolare, forse una tranquillità diversa rispetto a quella che può trovare negli alberghi delle spiagge o di Venezia, un incontro col territorio, le proprie tradizioni, la propria cultura, quindi una riscoperta anche di quei territori che magari mai avrebbero visto, ma allo stesso tempo anche ricerca, e soprattutto gli stranieri, l'incontro con i nostri prodotti DOC, DOCG, GT, DOP, eccetera, tradizionali. Quindi
Io penso che il ruolo proprio degli agriturismi sia proprio questo principalmente, oltre all'aspetto economico che poi magari andiamo a vedere e affronteremo, ma è proprio quello di essere il punto di connessione tra questi mondi, perché dalle altre parti magari viene fatto in maniera più frettolosa, senza magari c'è un consumo di un turismo che per noi veneti conosciamo bene, quello delle crociere, quello veloce, quello di mezz'ora da una parte e 10 minuti dall'altra, quindi magari mangiando un hamburger giusto per i calli di Venezia. Se fate una passeggiata, siamo qui a Venezia e vedete che non certo quello è il turismo a che almeno noi nel nostro mondo interessa. A noi ci interessa soprattutto avere quelle persone di un certo livello anche culturale che capiscono qual è la differenza tra usufruire un territorio e consumarlo. E quindi sicuramente il ruolo di tutti voi, io penso qui ci sono tantissimi imprenditori in questo senso, sia un ruolo importante, un ruolo a cui io personalmente darei anche molta più visibilità e spinta. È chiaro che nel Veneto la situazione attuale, poi da quello che mi sono un po' documentato, mi scuso se non ho slides perché l'Emilia Romagna è più tecnologica di noi sicuramente, ma noi siamo dei poveri, cosa volete? Ma io penso di darvi il senso lo stesso delle cose. Noi abbiamo recepito la legge nazionale, abbiamo una legge del 2012, la 28, che comunque va a disciplinare questo settore che tra l'altro con tutti c'è stato un grande dibattito, penso anche in quegli anni, ma ancora poi ogni volta che si tocca questa legge con qualche proposta nuova c'è sempre un grande dibattito, perché naturalmente le altre categorie economiche vedono questa categoria economica come una concorrenza spietata rispetto al ristorante, alla trattoria, eccetera. Quindi quando si cominciano magari le audizioni per capire qualche trasformazione di questa legge, c'è sempre un sollevamento di scudi, a volte anche ingiustificato. Quindi diciamo che naturalmente con questi interventi si è data una disciplina, si è data comunque una collocazione importante alle attività turistiche connesse al mondo del primario e naturalmente questo ha ordinato molto, ha dato delle definizioni di agriturismo per quanto riguarda il Veneto molto particolare, quindi bisogna essere un imprenditore agricolo, bisogna aver fatto il corso di formazione, bisogna avere 2 anni di attività agricole, eccetera, cose che magari conoscete benissimo e che in particolare la legge 28 ha definito come attività di ospitalità, quindi le stanze, le unità abitative, la ristorazione, che tipi di pasti, quanti pasti, le attività negli spazi aperti, la possibilità della presenza di centri benessere, piscine e quant'altro, no? Quindi sicuramente c'è stata anche un'evoluzione, perché poi è chiaro che in base agli investimenti all'interno degli agriturismi c'è anche un innalzamento della qualità dei servizi accessori, perché poi il turista che magari si fa la pista ciclabile Monaco-Venezia, che sta scendendo pian piano lungo la Valsugana da Trento, eccetera, quindi anche la possibilità di avere dei posti dove fermarsi, dove avere l'officina meccanica che aggiusta la bicicletta, dove avere chi ti viene a prendere, dove comunque alla sera si arriva e magari una vasca di idromassaggio dopo aver fatto così tanti chilometri può essere utile, no? Quindi sicuramente c'è stata un'evoluzione anche delle richieste e guardate che la politica cerca anche a volte di risolverle, perché io penso che alla fine perché no un agriturismo non possa avere questi tipi di servizi che anche il mondo alberghiero ha, come le saune, come magari altri tipi di appunto centri benessere che sono come attività complementari. E quindi naturalmente il piano, tutte le aziende devono dotarsi di questo piano agrituristico aziendale e questo piano viene poi naturalmente, era stato delegato la raccolta di questi piani e queste funzioni alle province. Adesso le province, sapete, hanno
tutti i problemi che hanno. Sono poi l'evoluzione, non so in Lombardia ma in Emilia, ma da noi le province stanno perdendo man mano delle competenze che stiamo portando all'interno delle competenze regionali. Io nel campo primario, esempio, mi sono portato la caccia, la pesca, le polizie, c'è tutta una discussione perché serve forse un coordinamento anche in questo campo più alto rispetto all'ente intermedio, perché poi le province, i funzionari magari di Padova vedono le cose diversamente dei funzionari di Belluno rispetto magari a quelli di Rovigo, quindi anche una omogeneizzazione degli interventi ma anche dei controlli che poi le province attraverso gli strumenti che hanno, i funzionari eccetera fanno, perché poi voi come il mondo dell'agricoltura è un mondo molto controllato nelle sue attività, anche perché giustamente accedendo a dei fondi pubblici sia del PSR sia comunque della promozione sia magari anche nelle attività specifiche, i controlli delle ULSS dal punto di vista sanitario, i controlli comunque sulle attività di gestione dei fondi pubblici per gli investimenti devono essere fatti, e io dico sempre con un po' di sale anche sopra la testa, perché magari un po' di cenere, magari anche quando si deve entrare in casa degli altri, magari anche bussare e chiedere per favore. Io ai miei lo dico sempre così, cercate di arrivare magari perché dobbiamo fare questi controlli, ma c'è gente che lavora, c'è gente che sta facendo il proprio dovere, sta portando avanti un'economia e non sono tutti i delinquenti quelli che dobbiamo per forza controllare, anzi. E quindi noi nel Veneto dalla nascita di questa legge a oggi sono nati dai dati a mia disposizione, abbiamo la presenza di 1453 agriturismi e qui, visto che siamo nella provincia di Venezia, 145, quindi per darvi questo dato, naturalmente con tutta una serie di presenze, di arrivi e addirittura dal 2010 ad oggi l'aumento degli arrivi negli agriturismi c'è stato un più 28% e un più 38% se andiamo a vedere gli stranieri. Quindi gli stranieri, le persone che arrivano e sono soprattutto nord europei, perché il turismo veneto a maggior parte vive comunque del turismo europeo, nord europeo, quindi il nostro primo mercato è quello, che è il turista anglosassone, che è il tedesco, che è il danese, e quindi ricerca da noi quello. Guardate, io sono stato al Provine, arrivo l'ho fatto tutta in macchina, tra l'altro, perché mi sono fatto così, perché io sono fatto così, 12 ore di andata, quindi mi sono fatto il giro della Germania, e vi posso assicurare, ho dormito in alcuni posti che dovevano essere agriturismi, ma vi posso assicurare che non trovano quello che troviamo da noi, cioè si mangia le tre robe e buonanotte al secchio. Quindi sicuramente il turista che arriva da questi mondi, chiamiamoli anche dal punto di vista qualitativo molto poveri, perché ho bevuto un Merlot del Reno che posso assicurarvi che l'aceto di casa mia poteva essere più sensibile, mettiamola così, però perché a me piace proprio vedere, anche toccare con mano anche come vivono queste persone, quindi vi rendete conto che queste qui vengono da noi e vengono in un paese come il nostro in cui c'è il ben di Dio, immaginate se non vengono negli agriturismi. Questo anche perché la mentalità proprio di questi popoli è quella comunque di essere, sono molto legati tradizionalmente alla natura. Se voi andate a osservare questa gente, queste nazioni, loro il sabato e la domenica, gli anziani, le famiglie si spostano anche da un paese all'altro, vanno a passeggiare nel verde, amano portare il cane, andare a cavallo, cioè tutte quelle attività che magari noi qui trascuriamo, perché quando arrivano qui li mettiamo magari in un palazzone in riva al mare e gli diamo da mangiare gli spaghetti alla bolognese e 4 patatine fritte ai bambini, no? Ma invece guardate che c'è anche
un cambiamento molto forte da queste popolazioni, cercano, soprattutto quelli di un certo spessore culturale, l'avvicinamento a questi mondi. Quindi sicuramente per l'attività agrituristica in Veneto, ma anche penso in Italia in particolare, ci sia una grande chance anche nei prossimi anni, che ci siano grandi occasioni, grandi opportunità. C'è da snellire probabilmente anche una burocrazia, c'è da snellire sicuramente e omogeneizzare le leggi regionali, perché poi l'agriturismo che sta qua sulla riva sinistra del Garda non sa, magari ha delle differenze sulla riva destra, perché o quello di Rovigo e Ferrara magari hanno diversità, quindi sicuramente l'idea poi di incontrarsi anche tra di noi, tra noi assessori in particolare, è proprio questa di dare una omogeneità a tutto questo mondo. Noi, guardate, poi non voglio dilungarmi neanche troppo con tante questioni, penso che poi ci saranno delle domande, quello che naturalmente siete liberi, insomma, quello che potrò rispondere rispondo. È chiaro che noi però come mondo dell'agricoltura mettiamo a disposizione, come dicevano anche gli altri colleghi, quel PSR, ci è rimasto ormai solo questo, anche per quanto riguarda queste misure sulla misura 641 naturalmente, e per quanto riguarda l'imprenditore agricolo o il pacchetto giovani, quindi abbiamo messo a disposizione per gli agrituristi fattorie sociali, fattorie didattiche, tutto questo mondo comunque che gira attraverso appunto un'agricoltura e un turismo diverso, circa abbiamo aiuti per 31 milioni e ad oggi abbiamo fatto e finanziato 97 progetti per 8,2 milioni dai dati che ho io, quindi sicuramente un'attenzione importante. I dati della promozione in generale la promozione rientra nei canoni della promozione delle fiere che comunque la regione, gli interventi che il collega Caner e il turismo fanno all'interno di tutto il sistema turistico del Veneto, e penso che i veneti che sono qui presenti sappiano dove spesso sono presenti, quindi abbiamo anche lo stesso, penso, portale che stiamo costruendo per quanto riguarda appunto sia gli itinerari e sia la presenza, quindi adesso le prenotazioni viaggiano tutto online, la banda larga, anche gli investimenti sulla banda larga che stiamo completando col PSR, quindi assolutamente la presenza. Io non ho libretti dietro di itinerari di robe di questo genere, però esempio le ippovie abbiamo fatto recentemente un intervento io e la Sole Canere in cui abbiamo istituito le ippovie del Veneto, le 12 ippovie che seguono i corsi attualmente delle vie dal mare alla montagna, alla pedemontana, alla montagna veneta, le Dolomiti e l'UNESCO, cioè tutta questa partita che si sta giocando anche da questo punto di vista. Quindi sicuramente ci sono tante iniziative di promozione, ma anche di omogeneizzazione dei percorsi anche all'interno della nostra regione, e che daranno i propri frutti e stanno già dando i propri frutti da tempo anche in futuro. Ecco, penso di avervi dato il quadro abbastanza chiaro della situazione. È chiaro che la domanda a riportare a casa le deleghe al mondo primario, io le deleghe le ricevo solo da una persona, e quindi quando me le ha date ho preso le mie e ho cominciato a lavorare lì. Sappiamo a chi chiedere. Ecco, quindi dovete chiedere da altre parti. Per quanto riguarda lo spirito di collaborazione con le altre regioni, con gli amici, i colleghi, eccetera, sicuramente per chi mi conosce sa che non mi tiro mai indietro, anche se sempre mettendo poi la nostra caratterizzazione davanti. Guardate, noi abbiamo portato a casa, eravamo al Provine, al ritorno lì con i colleghi del Friuli e del Trentino, e abbiamo portato a casa la 28esima DOC del Pinot Grigio e abbiamo messo i colori politici dietro, ma tanto dietro, perché quando c'è da lavorare, portare a casa e creare economia e benessere per la nostra gente,
la politica lì no, deve star fuori da casa, ecco, quindi ci si mette dentro, si discute e si fanno le cose come devono essere fatte bene e in questo senso. Quindi con queste ultime affermazioni io mi taccio e vi ringrazio.